Ciao a tutti, sono la Veneta Indipendente. Se vi dico Divina Commedia, sappiamo tutti di cosa che stiamo a parlare, no? A Dante Alighieri non ha scritto un'opera originale, infatti si è ispirato a due poemetti che sono scritti nel 1200. Il primo si chiama De Babilonia Civitate Infernali, che sarebbe l'inferno, e il secondo si chiama De Jerusalem Celesti, che sarebbe il paradiso. Curiosi di sapere come che è? Ascoltate qua. Al honor de Cristo, Señor e Re de Gloria, et a tenor de l'homme cuitar voi un'istoria, la qual spessefiae chi ben l'avrà in memoria, contra falso enemigo e la far gran victoria. L'istoria è questa, che io ve voi dir novella, della città d'inferno quant'ella è falsa e fella, che Babilonia magna per nomo si s'appella, secondo che li sancti de parla e de favella. Mo poi che vui intendrì lo fatto e la ragion, com'ella è fatta dentro per ognon ca canton, forsi n'avrì trovar da Deo algun perdon, dei vostri peccai par vera pentison. Sarebbe domandarvi chi che li ha scritti. Lo catemo nell'ultimo verso. Mai a so che voi n'abbiai li vostri cor seguri, che queste non è fable né diti de buffoni. Iacomino da Verona, dell'orden de minori, lo compilà de testo, de glose e de sermoni. Perciò se sta un frate veronese a scriverli. Misto volgare e latin. Ma avevi visto come che se fassi capire? Certo, è sempre un linguaggio poetico. Però canton, raison, perdon, sono tutte parole che usiamo ancora adesso. E ora è importante capire che il veneto è una lingua, e è una lingua speciale, perché noi altri siamo buoni di capire quello che si sta scritto 800 anni fa. Perché se cambia poco, abbiamo da salvare sto patrimonio immenso, e uno dei modi per farlo è andare nel proprio comune di residenza a firmare l'iniziativa popolare del riconoscimento della lingua veneta. Ne serve solo che 50.000 firme, non è tante, però veneti bisogna che andemo, fasime un piacere, anzi fasivelo a voi altri, de firmare, perché il veneto non è un dialetto, è una lingua, la nostra lingua.